A tutti voi buona giornata, bentrovati a questo nuovo appuntamento in diretta con A voi la linea. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è tornato oggi a Udine, lo ha fatto in ricordo, in memoria di Lorenzo Parelli, il 18enne morto lo scorso 21 gennaio nel suo ultimo giorno di tirocinio in un'azienda di Pavia di Udine, travolto da una barra d'acciaio. Da subito il Presidente della Repubblica aveva espresso vicinanza alla famiglia, poi poco dopo Pasqua la telefonata giunta dal Quirinale con l'annuncio alla famiglia di Lorenzo e alla sua scuola, l'Istituto Bearzi, che appunto oggi sarebbe stato in città, sarebbe stato a scuola. Abbiamo seguito in diretta la visita di oggi del Presidente della Repubblica Mattarella. Adesso torniamo al Bearzi di Udine perché a conclusione della cerimonia il nostro Davide Vicedomini ha parlato con la dirigente scolastica del Bearzi, Lucia Radicchi. Sentiamo. Ci troviamo quasi vicino alla palestra dove si è svolta la cerimonia per la visita del Capo dello Stato, si è conclusa alle 12:30, cerchiamo un po' di riassumere un po' com'è andata insieme alla preside dell'Istituto Bearzi, Lucia Radicchi, com'è andata? Noi siamo stati molto contenti, eravamo molto emozionati ovviamente, però insomma proprio bello, i bambini sono stati molto accoglienti, il Presidente poi è stato molto caldo con loro, insomma subito li ha salutati, poi si è avvicinato ad alcuni, insomma è stato proprio bello. I piccoli delle elementari hanno avuto anche il loro spazio, il loro momento un po' dedicato, quindi molto bene. Poi in palestra bene, quindi, insomma avevamo un po' organizzato i discorsi, un video di presentazione della scuola, però poi anche il discorso del Presidente è proprio un po' legato al nostro mondo, il fatto che è anche importante fare stage, i nostri ragazzi devono andare in stage e ovviamente c'è la questione della sicurezza importante, però non dobbiamo rinunciare agli stage. Questo è importante, questo messaggio, perché c'era stata una critica, no, per quanto riguarda i percorsi di formazione dopo la morte di Lorenzo. Forse non è stato compreso appieno quanto è importante, come ha detto anche il Presidente della Repubblica, la formazione come imprescindibile, come percorso di vita, ma anche per evitare la dispersione scolastica. Sì, i nostri ragazzi ovviamente imparano un mestiere, quindi è tanto importante avere l'aggancio con le aziende che erano presenti in palestra, come c'erano alcuni rappresentanti delle aziende, delle realtà territoriali, e per noi è molto importante la loro presenza, insomma, all'interno di questo evento, perché poi i soggetti sono tre, c'è il ragazzo, c'è l'azienda che ovviamente li ospita, la scuola che li forma, ma se le aziende non possono ospitarli ovviamente tutto il sistema cade, quindi è importante che ci sia anche questa sinergia e che si possa lavorare insieme. L'intelligenza delle mani, no? Questo è quello che voi insegnate qua, il saper fare, dal sapere a saper fare. Sì, ecco, noi usiamo tanto questo termine, queste parole, l'intelligenza delle mani. Noi vogliamo che i ragazzi proprio imparino a utilizzare le proprie mani con intelligenza e la insegniamo dai più piccoli, con la robotica, con la falegnameria, gli insegniamo proprio a utilizzare le mani e mettendo insomma un po' in pratica tutto quello che anche ci ha insegnato Don Bosco. Se dovesse definire con un termine il Presidente Mattarella, quando l'ha visto, quando l'ha sentito, cosa le ha trasmesso? Innanzitutto noi eravamo molto emozionati, quindi insomma sicuramente proprio anche un affetto, ecco, per le scuole, per i giovani, questo, ha trasmesso proprio questo, mi sembra proprio che sia proprio vicino a queste realtà, la nostra come tante altre insomma che lavorano con i giovani e nel territorio. Grazie mille. Il valore del lavoro non può essere associato al rischio, non può essere associato alla dimensione della morte. Lo ha detto al Bearzi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha detto proprio qui oggi a Udine al Bearzi anticipiamo la celebrazione della giornata del lavoro del 1° maggio. Dopodomani al Quirinale ovviamente si terrà la cerimonia, la celebrazione che però simbolicamente si è svolta già oggi a Udine. Questo ha detto il Presidente Mattarella, un 1° maggio nel nome di Lorenzo e nel nome di tutte le persone che hanno perso la vita sul luogo di lavoro. Sentiamo allora un estratto del discorso di questa mattina al Bearzi del Capo dello Stato Mattarella. Il segno di Lorenzo è destinato a rimanere nella vita di chi lo ha conosciuto, di chi lo ha amato, di chi ha apprezzato la sua passione. Io sono qui anzitutto per esprimere la mia vicinanza e la mia partecipazione all'immenso e insanabile dolore
dei genitori e della sorella, degli amici e compagni di Lorenzo. È una ferita profonda che interroga l'intera comunità, a cominciare da quella scolastica di cui era parte, dai ragazzi e dagli insegnanti del suo corso di formazione professionale. La natura del suo percorso formativo doveva portarlo in azienda. Ne è accaduto perché non può accadere, perché non deve accadere. La morte di un ragazzo, di un giovane uomo, con il dolore lancinante e incancellabile che l'accompagna, ci interroga affinché non si debbano più piangere morti assurde sul lavoro. La sicurezza, i luoghi di lavoro è un diritto, una necessità. Assicurarla è un dovere inderogabile. Questa esigenza fondamentale sarà al centro della cerimonia di dopodomani, 1° maggio, al Quirinale. Ma quest'anno anticipiamo qui la celebrazione della giornata del lavoro, in omaggio a Lorenzo e a tutti coloro che hanno perso la vita sui luoghi di lavoro, affinché si manifesti con piena chiarezza che non si tratta di una ricorrenza rituale, astratta, ma di un'occasione di richiamo e di riflessione concreta sulle condizioni del diritto e il diritto costituzionale al lavoro. Il valore del lavoro per voi giovani e per chiunque non può essere associato al rischio, alla dimensione della morte. Questo è un estratto del discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. All'interno del Bearzi c'è stato un incontro riservato, privato, con i genitori di Lorenzo Parelli, ai quali naturalmente il Presidente della Repubblica ha espresso vicinanza. Al termine della cerimonia abbiamo avvicinato il papà e la mamma di Lorenzo, che non hanno voluto raccontare quanto si sono detti con il Presidente, ma hanno comunque lanciato un chiaro messaggio. Sentiamo. Penso sia un segnale importante per tutti la presenza di Mattarella specifica qua a Udine per ricordare Lorenzo. Basta, per quanto ci siamo detti col Presidente era un incontro privato e privato rimane. Insomma. Anche voi avete detto prima dell'incontro che volete che l'attenzione resti viva su questo tema. Infatti c'è stata vicinanza alla nostra vicenda e c'è stato impegno, indubbiamente, perché è un messaggio forte quello del Presidente, e in nome di Lorenzo credo che il futuro sia da riscrivere in qualche modo, da modificare. Quindi con maggiori controlli, con più attenzione alla sicurezza. Il nostro scopo oggi, e anche credo quello del Presidente, era proprio questo, quindi c'è stata molta chiarezza e molto impegno, oltre alla vicinanza che non è da poco. Sentiamo adesso una parte dell'intervento al Bearzi del Presidente della Regione, Massimiliano Fedriga. Presidente, grazie del suo personale interessamento a quanto accaduto, e attribuisce a questa visita un significato istituzionale che travalica l'ordinario. Oggi tutta la comunità del Friuli Venezia Giulia a ringraziarla per il profondo lascio di umanità e dignità sociale che lei ci trasmette. Mi corre il sincero dovere istituzionale e personale di rinnovare innanzitutto le cordoglio e vicinanza alla famiglia di Lorenzo Parelli, ai parenti e agli amici tutti. Da padre comprendo pieno che nessuna parola sarà mai in conforto. Siamo consapevoli di essere di fronte a un'assenza incolmabile che vi ha tolto il futuro. Ci troviamo in una scuola, un luogo di formazione che è reputato a costruire il futuro di tanti altri ragazzi e ragazze. La presenza qui oggi della massima carica istituzionale della Repubblica è un monito a tutti noi, un richiamo affinché questo impegno non venga mai meno. Grazie Presidente per richiamarci a questo dovere. Le morti e gli incidenti sul lavoro sono una ferita aperta per il nostro Paese. Ancora troppe le perdite a fronte di un impegno normativo incessante svolto dal Parlamento in questi anni e a fronte di una sensibilizzazione capillare crescente tra le associazioni di categoria, le imprese e i sindacati. Una responsabilità e un impegno che deve essere di tutti. Soltanto insieme possiamo affrontare e dare risposte a situazioni drammatiche che non devono più presentarsi.
È necessario comprendere le ragioni profonde che impedisce ancora la prevenzione di arginare eventi e tragedie come queste. Siamo in luogo di formazione ed è la finalità della formazione che dobbiamo guardare. Solo la competenza e la consapevolezza del contesto di lavoro e di studio in cui operiamo può contribuire a costituire uno scudo che chiamiamo sicurezza sul lavoro. Lorenzo non stava lavorando, Lorenzo si stava formando. Era protagonista di un percorso di professionalizzazione che non poteva prescindere dalla conoscenza diretta del luogo di lavoro in cui le competenze apprese sui banchi avrebbero dovuto concretizzarsi. Lorenzo era protagonista e questa centralità è la luce che fosse mancata, la centralità che si deve a uno studente che si sta formando, che ha il diritto su di cui si ponga la massima attenzione e vigilanza. È dovere di tutti noi quindi riportare le persone al centro dei percorsi formativi e di inserimento lavorativo, ricordando che l'esperienza è parte integrante della crescita. L'esperienza che si riceve dagli altri è quella che si matura in se stessi. Di nuovo in diretta con A Voi la Linea, parliamo ancora della visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Bearzi di Udine. Una parte della cerimonia l'abbiamo seguita in diretta, una parte è rimasta fino ad ora sconosciuta ai più. La visita del Capo dello Stato alle officine all'interno dell'Istituto Bearzi, prima l'incontro con i bambini più piccoli, quelli delle primarie. Allora direi di vedere insieme, commentare anche le immagini che ci raccontano di questa parte della visita del Presidente Mattarella. Questo è il suo arrivo, qui vedete appunto i bambini delle primarie che lo accolgono con le bandierine, con i tricolori, un saluto affettuoso e un'attenzione particolare a loro da parte del Presidente Mattarella, che poi appunto ha incontrato i ragazzi nelle officine. Sentiamo. Manutentore di sistemi meccanici. Questa qua, da come vede, è l'officina. Questo qua è il reparto dei torni. Più avanti c'è il reparto delle fresatrici. Questo qui è il tornio dove realizzo lavorato, sì, che è formato da 3 particolari, 2 boccole, queste 2 boccolette, e l'alberino, che ogni lavorazione ha sempre una lavorazione nuova. In questo particolare qui ho avuto la conistà, che è stata nuova per me, e la filettatura interna. Quindi ogni volta c'è un'esperienza nuova? Sì. Benissimo, Sì. Quindi si apprende sempre più, sì, e si padroneggia magnificamente poi tutto perché la macchina è complessa. Davide. Benvenuto signor Presidente, mi chiamo Davide, ho 16 anni e frequento la terza per diventare saldocarpentiere. Quelli che vedi alle mie spalle sono i reparti dedicati a questa qualifica, e questa qua è l'ultimo acquisto che è stato fatto, che è una macchina computerizzata che svolge taglio di materiali con altri. Questi pezzi qua prima di essere eseguiti vengono fatti da me al computer e poi messi dentro nella macchina e fatto partire. Già quell'altro punto di lato che stavo troppo. Finito. Non scotta se vuole. Però è una cosa di una... Sì, questo qua è Don Bosco con una delle sue frasi più celebri conosciute. Può mostrarcelo? Straordinaria, perché è una perfetta... Complimenti. Grazie. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Sono Emanuele Basso della Terza Motoristica, che do il benvenuto all'interno della nostra officina. Grazie. La nostra sezione si divide particolarmente in 2 officine, una dall'altro lato, una è qua. In quella dall'altra parte principalmente ci lavorano le seconde, vengono svolti lavori più generali per l'infarinamento della materia, mentre all'interno di questa ci lavorano i ragazzi di terza, dove si va più nello specifico, esattamente, e quello che può essere magari l'elettronica delle macchine nuove, e si preme tanto anche sull'inserimento dei ragazzi nel mondo del lavoro. È tutto molto complesso naturalmente.
bisogna prendere dimestichezza e padronanza del... Complimenti, auguri, buon lavoro, buon lavoro. Grazie. Auguri, grazie. Io sono un compagno di classe di Lorenzo e dopo con un breve discorso andrò a raccontare un po' quello che era Lorenzo. Sono contento, ti ho ascoltato. Grazie. Grazie molto. Arrivederci. Grazie. Questo è l'intervista ai genitori di Lorenzo. L'ho letta ieri. Avete visto appunto le immagini che si riferivano alla visita all'interno delle officine del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha dedicato attenzione, sorriso e affetto a ciascuno degli studenti che ha incontrato. L'ultimo era un compagno di classe di Lorenzo. Si percepiva l'emozione di questi ragazzi nell'incontrare il Presidente della Repubblica e nel raccontargli quanto in queste officine fanno quotidianamente. Li avete visti comunque spigliati nonostante l'emozione. Voltiamo pagina per parlare di un'altra visita in regione, quella del Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, che questa mattina ha partecipato a Trieste alle riflessioni di Parole Ostili. Questa è stata anche l'occasione per parlare dei progetti del PNRR per il mondo della scuola. La parola può essere uno strumento di unione o può essere anche una barriera, uno strumento di divisione. Ecco, dobbiamo in questo momento particolare, proprio da Trieste, mandare questo messaggio. È ora di avere parole non solo non ostili, ma di pace. Il Ministero dell'Istruzione che utilizzo farà con il PNRR? Il Ministero dell'Istruzione sta già lavorando da molto tempo sul PNRR. Noi col PNRR stiamo facendo innanzitutto dei grossi interventi di tipo edilizio, perché ci sono troppe differenze nel nostro Paese. E dall'altra parte però stiamo intervenendo sulle competenze, le competenze dei nostri insegnanti, le competenze dei nostri ragazzi. Noi abbiamo lanciato un programma da 800 milioni di euro per formare entro il 25 650.000 insegnanti, non solo sull'uso del digitale, ma anche sull'educazione all'uso del digitale da parte dei ragazzi. Perché sa, molti ragazzi oggi rischiano di essere prigionieri del loro telefonino e questo non è possibile. Rischiando anche per quanto riguarda le mascherine, sarà questo gli ultimi giorni e l'ultimo anno? Il governo è molto cauto ed è molto prudente, lo stiamo facendo, abbiamo noi fatto delle scelte di fondo in questi anni. In questo anno abbiamo scelto ad esempio da settembre dell'anno scorso di mandare tutti i ragazzi a scuola e ha visto che bene abbiamo fatto. Siamo cauti e siamo assolutamente prudenti, però su questo è il Ministro della Salute che detta le regole e ovviamente noi discutiamo, però mi sembra che sia questo, bisogna essere attenti. Ai ragazzi a scuola cosa dirgli su questa guerra in Ucraina? Difficile. Su questi ragazzi a scuola, sulla guerra dell'Ucraina, bisogna dire una cosa fondamentale, che la guerra è veramente la più ostile delle parole. Non solo bisogna trovare un percorso di pace, però bisogna raccomandare ai nostri ragazzi di costruire la pace, soprattutto nei loro cuori. Noi abbiamo accolto oggi nel nostro paese, abbiamo ricevuto nelle nostre scuole più di 20.000 studenti, di questi 17.000 li abbiamo già validati, cioè abbiamo già ricostruito il loro percorso. Siamo in un rapporto continuo col Ministero ucraino e quindi i nostri ragazzi capiscono che alla guerra si oppone questo percorso di pace. I ricorsi alla giustizia europea e italiana gettano alcune ombre sull'OPA lanciata da Sparcasse su Civibank. Intanto l'istituto di Bolzano ha già superato il 50% del capitale sociale. Anche il comitato dei soci e amici della banca ha promosso una segnalazione a Banca d'Italia, Consob e MEF per chiedere di far luce sulla regolarità dell'operazione. Ne abbiamo parlato con l'avvocato Gianluca Romagnoli che si è occupato dell'iniziativa legale. Sulla vicenda dell'OPA lanciata da Sparcasse su Civibank pesano alcuni ricorsi che sono in piedi, presentati alcuni da Civibank al Tribunale dell'Unione Europea e alla giustizia amministrativa, e poi c'è
un altro filone, che è quello di una segnalazione fatta alle autorità di vigilanza da parte del Comitato Soci e Amici di Civibank, segnalazione fatta attraverso l'avvocato Gianluca Romagnoli, che è docente di diritto dell'economia dell'Università di Padova, che è collegato con noi. Allora, avvocato, intanto ci racconta insomma questa segnalazione, perché è stata fatta e che cosa vi aspettate dalle autorità di vigilanza alla quale l'avete sottoposta. La segnalazione prende mosse da un esame della disciplina delle fondazioni bancarie. Le fondazioni bancarie hanno dei limiti obiettivi e non possono acquisire indirettamente neppure il controllo di altre banche. Nel caso di specie l'OPA, lanciata da Banca Cassa di Risparmio di Bolzano su Civibank, porterebbe a una situazione in cui la Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano ha una posizione di controllo su una banca terza rispetto a quella conferitaria. E questo fa sì che il risultato dell'OPA venga a realizzare una situazione di incompatibilità con la disciplina appunto delle fondazioni bancarie. L'iniziativa è tesa a sollecitare una valutazione da parte di MEF, da parte del MEF, in merito alla compatibilità di questa scelta, da parte di Consob al fine di valutare la completezza dell'informazione veicolata con il documento d'offerta. Il documento d'offerta, cioè quello strumento che deve informare i destinatari dell'offerta stessa della situazione complessiva dell'operazione, non dà misura di quella che è la disciplina appunto delle fondazioni bancarie. Molta parte di studiosi ritiene che le fondazioni bancarie abbiano una sorta di incapacità ad acquistare il controllo di banche terze. Questo vuol dire che si pongono dei dubbi poi sulla stabilità dell'eventuale acquisto che conseguirebbe al perfezionarsi dell'offerta pubblica d'acquisto stessa. Ecco, su queste OPA sono arrivate però le autorizzazioni prima dell'antitrust, poi della Banca d'Italia, Banca Centrale Europea e della Consob. Lei come si spiega quindi questo via libera alla luce di quello insomma, che ci sta segnalando? Allora, per quanto concerne AGCM, si è preoccupata di un profilo di compatibilità della concentrazione con il diritto della concorrenza, che se vogliamo è un profilo esterno, che non incide sulla capacità dell'offerente sostanziale che è da individuare in Cassa di Risparmio, Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, nell'acquisizione del controllo indiretto di diritto di Civibank. Le autorizzazioni, per quel che si può comprendere dalla lettura del documento d'offerta, non hanno considerato questo aspetto specifico appunto della disciplina delle fondazioni bancarie. Che cosa vi aspettate e in che tempi? Allora, la segnalazione stimola l'autorità di vigilanza, o meglio stimola tutte le autorità di vigilanza a cui ci siamo rivolti, non hanno un obbligo giuridico di intervenire, un obbligo di intervento vigoroso. E sono situazioni complesse che intanto dovrebbero innescare appunto una fase di rivalutazione. Sui tempi è difficile fare dei pronostici. Normalmente una riconsiderazione del tema porta tra i 15 e i 20 giorni. Poi dipende dal carico di lavoro, ci sono molte variabili che incidono. È molto più plausibile che arrivi prima l'iniziativa giudiziaria all'eventuale richiesta cautelare, come ho letto dal comunicato stampa, della sospensione di taluni provvedimenti rilasciati dalle autorità di vigilanza. Termina qui questa puntata di A Voi la Linea, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata in compagnia di Telefriuli. Arrivederci.